Eccola nella sede della Protezione Civile di Palmanova la lunga colonna di 23 ambulanze in partenza per portare soccorso alla popolazione ucraina nel dramma della guerra. La missione umanitaria è guidata da Bruno Crosato, l'alpino trevigiano nominato cavaliere dal presidente Mattarella per la gestione dell'emergenza nei difficili mesi della pandemia. Stiamo caricando le ambulanze per portarle in Romania per il popolo dell'Ucraina. C'è un po' di movimento perché abbiamo dei camion un po' troppo grandi e i pianali un po' troppo alti, ma piano piano riusciamo a buttarli su e portarli via domani mattina presto. Le 23 ambulanze sono state reperite grazie allo straordinario sforzo delle regioni Veneto e Lombardia assieme ad aziende sanitarie, Avis ed altre associazioni umanitarie. Il primo convoglio partirà all'alba di domani da Palmanova per arrivare in una località rumena a 5 km dal confine con l'Ucraina, 3.200 km tra andata e ritorno. Seguirà una seconda spedizione. I mezzi verranno consegnati alle autorità sanitarie locali per portare soccorso alle persone rimaste ferite sotto i bombardamenti.